Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Buonasera a tutti e benvenuti al recupero di questa 13ª giornata del campionato di Serie B. Questa sera si affrontano due squadre del girone B, rispettivamente la squadra di casa, la Rucker Sanve, e la squadra ospite, la squadra di Bergamo. Bergamo arriva a questa partita da seconda in classifica, invece la Rucker Sanve 14ª, quasi un testacoda di questa partita. Si preparano a saltare Muner, prima palla in mano ai giocatori di Bergamo con il numero 12 Panni che porta sul pallone. Palla al 18 sotto il post basso al numero 24 che subito gioca 1 contro 1 e segna 2 punti. Parte Fazioli, passaggio a Carlesso consegnato a Masocco. Masocco fuori per Pindal Post, il capitano, 1 contro 1 di Pindal Post, fuori per Muner. Carlesso, Masocco, pick and roll con Muner, buono il passaggio sotto a Carlesso che segna 2 punti, 2-2 subito. Panni porta sul pallone per Bergamo, lo difende bene Fazioli. Quasi Muner ruba palla al numero 24 Gersetti, non ce la fa e la palla arriva in angolo al numero 14 Milani che segna subito una tripla, quindi 5-2 per la squadra di Bergamo. Fazioli porta sul pallone per la Rucker Sanve, passaggio a Muner, consegnato a Pindal Post, doppia uscita per Masocco che prova l'1 contro 1 ma l'arbitro fischia passi in partenza, quindi palla persa per Rucker Sanve e palla a Bergamo. 5-2 per la squadra ospite. Ancora Panni, palla in mano per portare su il pallone. Palla al numero 24. Prova l'1 contro 1, si arresta da due punti, sbaglia, rimbalzo di Carlesso, Masocco in transizione. Ancora si allarga Masocco, passaggio a Carlesso in punta, pick and roll con Fazioli. Fazioli 1 contro 1 a fondo, va sulla linea di fondo, passaggio fuori a Masocco che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo del numero 12 Panni che riparte subito ma rallenta l'azione e vuole giocarla, si allarga, 1 contro 1 di Panni che va sotto, lo blocca bene Carlesso, fuori per il numero 18, la passa nell'angolo, la tripla del numero 11 Cozzolato porta il punteggio 8-2 per la squadra ospite. Fazioli, palla in mano Fazioli, Pindal Post per Masocco sulla linea 3 punti, in post basso per Muner, 1 contro 1 di Muner contro il numero 18 di Bergamo, il tiro di Muner, 2 punti, 2 punti di Muner. Palla al numero 18 per il numero 11 Cozzolato, pick and roll con il numero 18, Cozzolato ancora con la palla in mano, sbaglia il passaggio, ruba Pindal Post in contropiede, 2 contro 1, passaggio a Muner, il tiro sbaglia Muner, rimbalzo di Carlesso e 2 punti di Carlesso. 8-6 il punteggio, meno 2 Rucker Sanve. Panni per il numero 18 fallo subito dal numero 14 Milani, scusate, dal numero 18 Chiarello, fallo commesso dal numero 9 Carlesso. Primo fallo di squadra per la Rucker Sanve e personale per Carlesso. Palla fuori il numero 24, 1 contro 1 sulla linea del fondo, prova il tiro, sbaglia il rimbalzo di Muner. Palla a Fazioli. Fazioli porta su palla col palleggio. Ancora Fazioli. 1 contro 1 di Fazioli, passaggio fuori sulla linea 3 punti per Masocco che prova il tiro e tripla. 3 punti, Daniele Masocco. Più 1 Rucker Sanve, subito Pindal Post cerca di rubare palla con un anticipo ma commette fallo ai danni del numero 11 Cozzolato. Secondo fallo di squadra e primo per Pindal Post, rimessa laterale per la squadra di Bergamo. Una serie di blocchi liberano il numero 12 Panni. Palla sotto al numero 18 che non riesce a controllarla, però alla fine riesce a passarla fuori per Panni, 1 contro 1 di Panni, ancora per il numero 24 che schiaccia. Bella schiacciata di Gersetti, buon pass assist di Panni
che trova Gersetti libero, che da solo schiaccia in testa a tutti. Fazioli per Masocco in mezzo angolo per Carlesso, fuori per Muner che prova ad attaccare e subisce fallo dal numero 18 Chiarello. Primo fallo di squadra per Bergamo e primo personale per Chiarello. Masocco per Fazioli Muner consegnato di nuovo a Fazioli. Pick and roll con Carlesso, fuori per Muner a 3 punti, attacca verso il centro, Muner si resta, una finta, il tiro sbaglia, prova a prendere rimbalzo Carlesso, non riesce, allora palla in mano al numero 14 che la alza per il numero 24 che segna 2 punti, Gersetti. 12-9 il punteggio a favore della squadra di Bergamo. Masocco per Fazioli, Carlesso in mezzo angolo, finta di tiro, non tira, 2 palleggi, va in post, vuole giocarsela da sotto Carlesso, una serie di finte, buon movimento in post basso di Andrea Carlesso che segna dei punti importanti, ma Muner si perde completamente il numero 24 Gersetti che segna altri 2 punti a referto. Quindi palla a Muner. Masocco per Muner di nuovo, consegnato a pick and roll con Pindal Post, si allarga Pindal Post, fuori per Carlesso, Fazioli, pick and roll con Carlesso, 1 contro 2 Fazioli, una finta, va il tiro, Fazioli secondo ferro, fuori, rimbalzo di Milani, riparte subito in contropiede Bergamo, linea di fondo Milani, riesce a battere Muner ma sbaglia da sotto Milani, rimbalzo dello stesso Muner. Allora Fazioli con calma porta sul pallone, chiama Masocco, passaggio proprio per lui che si trova libero a 3 punti, il tiro è tripla, Daniele Masocco, seconda tripla di questa serata per Daniele Masocco. È ancora libero il numero 18, non c'è stata una buona comunicazione da parte dei giocatori del Sanve per le marcature, si vede adesso, sembra tutto più chiaro. Intanto Fazioli commette il primo fallo personale, il terzo di squadra, ai danni del numero 12 Panni. Cambio nel file della Luca Sanve, entra Antelli ed esce Fazioli. Saranno 2 tiri liberi per il numero 12 Panni. Si prepara il primo tiro libero, sbaglia primo ferro. Secondo tiro libero si prepara Panni, punteggio di 14 pari. Mancano 4 minuti e 45 alla fine del primo quarto. Secondo tiro libero, segna, +1 Bergamo, palla in mano ad Antelli. Masocco, ancora Antelli, Pindal Post, ancora Antelli che poi fa 2 palleggi, chiama Muner, passaggio a Muner, consegnato di nuovo Antelli, pick and roll con Carlesso, Antelli 1 contro 1 fuori a Pindal Post che prova la tripla e tripla di Pindal Post, capitano, porta +2 la Lurker Sanve. Milani, passaggio fuori a Gersetti che prova il tiro, Gersetti prova il tiro, sbaglia il rimbalzo di Muner per Antelli che subisce fallo da parte del numero 12 Panni. Sarà rimessa, secondo fallo di squadra per Bergamo e il coach di Bergamo chiama il primo time out della partita. Buona partenza di entrambe le squadre, soprattutto da Luca Sanve che sta trovando con discreta facilità il canestro, soprattutto dalla linea dei 3 punti. Mancano 4 minuti alla fine del primo quarto, il punteggio è 17-15 per i padroni di casa. Rientrano in campo le 2 squadre, sarà rimessa laterale per la Ruker Sanve, si prepara Daniele Masocco. Antelli per Muner, consegnato ad Antelli, blocco di Carlesso per Muner, passaggio ancora Antelli, 1 contro 1 di Antelli che si trova da sotto libero, il tiro sbaglia ma subisce fallo e quindi saranno 2 tiri liberi per Antelli, fallo commesso dal numero 12 Panni, terzo fallo di squadra per Bergamo e secondo personale per Panni. Si preparano 2 cambi intanto
nelle file del Bergamo. Intanto ha segnato il primo tiro libero Antelli, più 3 Ruckersanve. Secondo tiro libero di Antelli segnato, 2 su 2 per Antelli. Entrano il numero 6 e il numero 13 Planezio e Berti, ed escono il numero 11 Cozzolato e il numero 12 Panni. Si prepara la rimessa Berti. Tanto la Ruckersanve prova un accenno di press superato con discreta facilità dal Bergamo. Intanto si trova palla in angolo, passaggio per il numero 13 Berti, appena entrato prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Masocco che riparte subito in contropiede, passaggio in post basso per Muner, la lancia fuori ad Antelli, 1 contro 1 Antelli che la passa fuori a Pindal Posso, ancora Pindal Posso, 1 contro 1 passaggio ad Antelli, 1 contro 2 Antelli, fuori per Muner, prova la tripla dall'angolo, Muner, canestro, tripla di Andrea Muner. Un'altra tripla di Ruckersanve. Intanto Berti porta sul pallone per Bergamo, passaggio a numero 24 Gersetti, passaggio per il numero 14 Milani, ancora per il 13 Berti, passaggio in post basso a Gersetti che subisce fallo commesso da Muner, primo fallo personale, quarto di squadra. Dal prossimo saranno tiri liberi per la squadra di Bergamo. Rimessa dal fondo, si prepara il numero 14 Milani, passaggio al numero 24 Gersetti, al 18 ancora al 13 Berti, passaggio sotto per Gersetti che segna due punti facili perché Muner aveva subito un blocco ed era caduto, e si è trovato libero Gersetti che ha appoggiato facilmente al tabellone. 22-17 per la Ruckersanve che si trova più 5 sugli avversari. Antelli porta sul pallone, Masocco in punta, passaggio a Muner, consegnato ancora per Masocco, 1 contro 1 Masocco, si trova libera, buona penetrazione di Masocco, 2 punti. Si prepara un cambio intanto per la Ruckersanve, entrerà Rossetto. Berti, palla in mano per Gersetti, Gersetti per il tiro dal mezzo angolo di Berti, liberissimo, 2 punti per Berti. Intanto Antelli, Carlesso per Pindal Posso, ancora per Antelli, Carlesso vuole provare l'1 contro 1 Carlesso, si gira sul fondo di nuovo verso il lato, ne ha 2 addosso, prova a tirare, sbaglia, rimbalzo di Berti in contropiede, passaggio al numero 6 Gersetti, libero da 3 punti, non tira, prova il passaggio sotto canestro a Berti che subisce però fallo commesso dal numero 10 Antelli prima del tiro, ma comunque saranno 2 tiri liberi per il bonus. Tanto entra come annunciato Rossetto ed esce il capitano Pindal Posso. Si prepara a tirare il primo tiro libero Berti. Primo tiro libero va a segno. 24-20 per la Ruckersanve, 1 minuto e 54 alla fine del primo quarto. Si prepara un cambio anche per Bergamo. Secondo tiro libero Berti segna anche il secondo cambio, entra il numero 8 Squeo ed esce il numero 18 Chiarello. Antelli cerca di superare la pressione, ce la riesce facile Ruckersanve. Masocco 1 contro 1 sulla linea del fondo, sbaglia però il passaggio e recupera Milani, 1 contro 1 di Milani in contropiede, fuori a Gersetti, non si fida a tirare da 3 Gersetti, passaggio in post per il numero 6 appena entrato, scusate, il numero 8 appena entrato Squeo che viene stoppato da Rossetto, rimessa dal fondo per Bergamo. Tanto entra Locci ed esce Carlesso per la Ruckersanve. Applausi per Carlesso. Berti fuori per Milani che prova l'1 contro 1, sbaglia, il rimbalzo di Antelli che va in contropiede,
prova il contropiede, il tiro sbaglia, rimbalzo di Squeo che però mette un piede fuori e quindi sarà rimessa dal fondo per Rucker-Sandve. Rimessa che effettuerà Antelli. Antelli ancora, Masocco. Antelli non si fida dalla imposta Locci, 1 contro 1 di Antelli, fuori per Masocco, il tiro da 3 punti di Masocco, sbaglia, primo ferro, rimbalzo però di Edoardo Rossetto, ancora fuori, ricominciare per Antelli, pick and roll con Locci, fuori per Masocco, 1 contro 1 di Masocco, Berti tocca da dietro e ruba palla Berti, allora nuova azione d'attacco per Bergamo, Ghersetti per Milani, 1 contro 1 di Milani, ancora per Ghersetti, in post basso per il numero 8 Squeo, 1 contro 1 di Berti, ancora per Squeo, 1 contro 1 di Squeo, prova il tiro in allontanamento, sbaglia, rimbalzo di Antelli, contropiede di Antelli che si vede non c'è una situazione di vantaggio, si ferma e chiama un gioco, passaggio da Rossetto. Antelli, pick and roll con Locci, Piccaro con Locci, 1 contro 1 di Antelli, fuori, passaggio per Masocco che la ripassa a Rossetto, sbaglia in penetrazione di Rossetto, rimbalzo di Milani che porta sul pallone. 8-7, 6 secondi alla fine del primo quarto, Milani 1 contro 1, fuori per Planazio che prova il tiro, sbaglia. Ed finisce qui il primo quarto di gioco con il risultato di 24-21 per la Rucker-Sandve Milano. Buon primo quarto della Rucker-Sandve che sta tenendo testa la squadra di Bergamo, seconda in classifica, punteggio piuttosto alto per aver giocato solo un quarto di gioco, 24-21. La Rucker-Sandve, come vedete precedentemente, sta segnando con continuità, questo è importante. Intanto ricomincia Antelli, Muner, Locci e Rossetto, ancora per Pindelpos, 1 contro 1 di Pindelpos, fuori ad Antelli, 1 contro 1 di Antelli, prova a passarla fuori, intercettata al numero 6, ma arriva lo stesso a Rossetto che prova la tripla di Edoardo Rossetto, altri 3 punti a referto per la Rucker-Sandve, porta su palla Berti per il Bergamo, Milani, pick and roll, Milani si resta da 2 punti, segna 2 punti per Milani che chiede anche un fallo all'arbitro, ma l'arbitro non fischia. Intanto porta su palla Antelli per Muner, Edoardo Rossetto, Locci ancora per Antelli, 1 contro 1 di Antelli, fuori per Muner, post basso per Locci che prova l'1 contro 1, fallo commesso dal numero 6 Planezio, subito da Locci, primo fallo di squadra e primo personale per Planezio. Rimessa dal fondo, si prepara Antelli, Locci ancora per Antelli, Rossetto, si è messa a zona Bergamo, Rucker-Sandve per Locci e Rossetto, fin dal post, prova la da 2 Muner, 2 punti per Muner, aveva il piede sulla linea da 3 punti, quindi sono 2 punti per Muner. Trovata è stata sorpresa Rucker-Sandve dalla zona di Bergamo che prova subito a attaccare forte con il numero 24 Ghersetti che trova un fallo sul tiro, saranno 2 tiri liberi commesso da Andrea Muner, il fallo. Secondo fallo personale per Muner e primo di squadra del Rucker-Sandve. Si prepara a tirare i 2 tiri liberi Ghersetti. Primo tiro libero segnato. 29-24 per la Rucker-Sandve. Si prepara Varaschina ad entrare. Intanto ha sbagliato il secondo tiro libero Ghersetti, ma è riuscito a prendere il rimbalzo Berti a segnare 2 punti, quindi 29-26. Locci per Muner che si trova in difficoltà sull'angolo raddoppiato, però riesce a darla fuori. Allora Muner ancora a 3 punti, sbaglia Muner, Locci riesce a prendere rimbalzo ma la butta fuori, quindi palla a Bergamo. Esce Muner, entra Varaschin per la Rucker-Sandve. Sembra che Bergamo stia facendo una zone press
quindi pressa a tutto campo per poi mettersi a zona. Tanto Planezio in post per Milani, anzi scusate, per Ghersetti, che attacca il canestro e subisce ancora una volta fallo. Saranno altri 2 tiri liberi per Ghersetti. Fallo commesso da Andrea Locci, primo fallo personale, secondo di squadra. Primo tiro libero a segno per Ghersetti, 3 su 3 nel giro di poco meno di un minuto. Secondo tiro libero a segno, 4 su 4 per Ghersetti. Antelli per Luca Sanve, Locci cercano di superare la pressione, ce la fanno, si trova in mano la palla Antelli, stanno giocando a zona come anticipato in precedenza. Antelli prova a penetrare, ma gli viene toccata la palla da dietro da Squeo, che riesce a rubare palla. Allora palla a Berti, 1 contro 1 di Berti, e va a segnare 2 punti facili. Berti da sotto chiede anche un fallo, ma l'arbitro non glielo concede, e allora un po' di difficoltà a Rucker Sanve. Coach Volpato chiama il primo time out per la Rucker Sanve. Punteggio di 29-30 per gli ospiti di Bergamo. Gli arbitri richiamano in campo le 2 squadre. Mancano 7 minuti e mezzo circa alla fine del secondo periodo di gioco. La Rucker Sanve ha effettuato un cambio, è entrato il numero 4 Fazioli ed è uscito il numero 10 Antelli, con qualche problema alla mano Antelli. Rucker Sanve ancora alla presa con questa pressione di Bergamo, che questa volta riesce a rubare palla. Passaggio a Milani, Berti, pick and roll con Squeo, Berti per Ghersetti, Ghersetti fuori per Planezio, che prova la tripla, sbaglia, prende rimbalzo, bello Berti che segna ancora altri 2 punti. Berti, buona partita oggi di Berti. Tanto Rucker Sanve arriva nella sua metà campo con Fazioli, pick and roll con Varaskin fuori per Pindalpos, 1 contro 1 ancora, palla toccata da dietro da parte di un giocatore di Bergamo, che riesce a rubare palle e a segnare in contropiede altri 2 punti. Fazioli, Luca Sanve deve rispondere perché ormai è a -9, è già a -9, deve rispondere subito con qualche punto importante, ma Rossetto sbaglia il passaggio in post basso a Varaskin e palla persa per Luca Sanve. Altro time out chiamato da Coach Volpato, che evidentemente non è contento del rientro in campo in questo secondo periodo della sua squadra, che ha preso un brutto parziale. Si trova in vantaggio alla fine del primo periodo e ora è sotto di 5 punti. Coach Volpato prova ad incitare la sua squadra, cercando di dare una scossa a questa brutta entrata nel secondo periodo di gioco. Rucker Sanve deve ritrovare subito la concentrazione per non perdere la partita subito, per non subire troppi canestri in questo momento della partita e riuscirci a giocare nel prossimo tempo. Intanto Milani, pick and roll con Ghersetti, palla persa da parte di Milani, contropiede, Fazioli subisce fallo commesso da Berti ed è il secondo fallo di squadra e primo fallo personale per Berti. Tanto esce il numero 14 Milani ed entra il numero 11 Cazzolato. Cazzolato. Varaskin per Fazioli. Pindalpos pick and roll con Varaskin, scusate, Locci. Fuori per Rossetto, 1 contro 1 Rossetto, fuori per Pindalpos che prova la tripla, Pindalpos sbaglia. Cerca di riprendere rimbalzo Rossetto, ma riesce Ghersetti a prendere un buon rimbalzo. Passaggio a Berti. Ghersetti si trova in punta, non tira. Passaggio a Planezio. Fuori per Squeo. Cazzolato. In post per Planezio, che segna 2 punti facili. 36-29 per la squadra ospite. Fazioli ancora a zona Bergamo, che
è riuscita molto bene ad arginare la Ruckersanve con questa zona. Palla ancora, un'altra palla persa per la Ruckersanve, contropiede di Cazzolato, fuori a Berti che prova la tripla, sbaglia questa volta e prende il pallone, prende la struttura e quindi rimessa dal fondo per la Ruckersanve. Doppio cambio nelle fine Ruckersanve, entrerà Carlesso e Muner, esceranno Locci e Varaschin. Ancora zone press per il Bergamo, la Ruckersanve, Carlesso in angolo e riesce però a passare a Fazioli che è libero a 2 punti, il tiro di Fazioli sbaglia, peccato, Berti prende il rimbalzo, si mette a zona anche la Ruckersanve, si mette zona 2-3 Ruckersanve, il tiro da 2 però di Cazzolato che punisce subito la zona della Ruckersanve, altri 2 punti per il neo entrato Cazzolato. Fazioli, Muner, si prepara un altro cambio per Bergamo, la tripla di Rossetto, sbaglia ancora Rossetto, rimbalzo però di Carlesso, passaggio fuori Carlesso però intercettato da Gersetti, contropiede Cazzolato, passaggio a Berti che sbaglia, 2 punti facili Berti, allora rimbalzo, palla e contropiede di Fazioli per Carlesso, ancora Fazioli in post basso per Muner, 1 contro 1 di Muner che se vuole giocare invece da fuori a Fazioli, 1 contro 1 di Fazioli, un altro tiro di Fazioli sbagliato, secondo ferro, allora palla a Berti che riporta sul pallone, un cambio anche per Ruckersanve, entrerà Masocco per la Ruckersanve, Berti, Squeo, cerca il passaggio difficile per Gersetti che non lo stava guardando, allora palla recuperata per Ruckersanve, subito lancio lungo a Rossetto che però l'1 contro 1, fallo subito da Edoardo Rossetto commesso da il numero 6 Planezio. Ruckersanve entra Masocco ed esce Rossetto e per Bergamo entra il numero 18 Chiarello ed è uscito il numero 8 Squeo. Masocco, post basso per Carlesso che viene sporcato il pallone da parte del neo entrato Chiarello e quindi rimessa dal fondo per Ruckersanve. Fazioli per Masocco, sale Fazioli, riprende il pallone di nuovo Masocco, sempre a zona Bergamo, pin dal post, Masocco prova il tiro da 2 punti, Masocco sbaglia ancora, rimbalzo di Planezio, palla a Berti, passaggio a Gersetti contro Muner, 1 contro 1 di Gersetti, si avvicina piano piano al canestro Gersetti e subisce fallo da parte del numero 14, pin dal post. Rimessa dal fondo per Bergamo, secondo fallo personale per Pin dal post e terzo di squadra per la Ruckersanve. Cazzolato si prepara a battere la rimessa dal fondo, palla da Gersetti per Chiarello a Berti in post basso per Gersetti, 1 contro 2 di Gersetti, prova il tiro in allontanamento, sbaglia, rimbalzo di Pin dal post che avanza, mancano 3 minuti alla fine del secondo quarto, meno 9 per Ruckersanve, sempre a zona Bergamo che sta trovando un'ottima difesa. Carlesso in post basso, 1 contro 1 di Carlesso, il tiro di Carlesso sbaglia, il rimbalzo di Berti che parte subito in contropiede, passaggio veloce al numero 6 Planezio in post basso per Gersetti, vuole l'1 contro 1 Gersetti, invece la palla viene buttata fuori per Planezio che da 3 liberissimo sbaglia, rimbalzo di Muner, palla per Fazioli, 1 contro 1 di Fazioli, pin dal post Fazioli, Muner, Masocco, 1 contro 1 di Masocco, fuori per Fazioli, il tiro a 3 punti di Fazioli sbaglia, riesce forse Carlesso a tenere la palla in gioco, ce la fa, allora palla fuori per Pin dal post che prova la tripla, Pin dal post, 3 punti per Pin dal post.
Dopo qualche tripla sbagliata da parte dei giocatori di Lukersanve, ritrova poi pin dal posto il capitano i 3 punti. Anche Lukersanve a zona, ma riesce ad arrivare sotto la palla. Cazzolato che sbaglia da 2 punti. Allora palla in rimbalzo di Carlesso, palla Fazioli. Fazioli per pin dal post. Muner. Masocco, prova la tripla Masocco, sbaglia, rimbalzo di Pindi, buon rimbalzo di Muner che la passa subito a Masocco, palla fuori per Fazioli, prova il tiro da 3, sbaglia. Ancora zona per la Lukersanve. In questo ultimo minuto e mezzo di gioco, passaggio facile sotto a Ghersetti, si addormenta un po' e Carlesso che si perde di vista Ghersetti, sono 2 punti facili. Passaggio a pin dal post. Fazioli, Masocco, 1 contro 1 di Masocco, palla sotto per Carlesso, prova il tiro a 2 punti, sbaglia, rimbalzo di Ghersetti. Berti, passaggio subito a Cazzolato, Berti, ancora Ghersetti, Lanezio, prova il tiro da 3 punti, sbaglia, rimbalzo però nel numero 18 Ghersetti, scusate, Chiarello che riesce a trovare sotto Lanezio, che sbaglia però libero dall'appoggio alla tabella. Allora pin dal post per la Lukersanve, passaggio in post basso per Carlesso, 1 contro 1 di Carlesso, si trova sotto libero Carlesso, prova il tiro, fallo subito da Andrea Carlesso, saranno 2 tiri liberi, fallo commesso dal numero 18 Chiarello e time out per Bergamo. Intanto nella Lukersanve esce Fazioli ed entra Antelli. 28 secondi alla fine del primo tempo di gioco, risultato che vede gli ospiti in vantaggio di 8 punti, per precisione 32 Lukersanve, 40 Bergamo. Saranno 2 tiri liberi per Andrea Carlesso che ha appena subito fallo dal numero 18 Chiarello, secondo fallo personale per Chiarello e Bergamo entra in bonus ormai a 30 secondi dalla fine. Para Carlesso il primo tiro libero, sbaglia Carlesso il primo tiro libero, strano per Andrea Carlesso che di solito è un ottimo tiratore di liberi. Secondo tiro libero a segno, 1 su 2 per Andrea Carlesso, meno 7 Lukersanve. Anche la Lukersanve prova una pressione che riesce a passare però facilmente Bergamo. Allora Panni è appena entrato nelle file del Bergamo, Berti, 1 contro 1 di Berti sotto a Ghersetti che sbaglia un altro tiro libero da sotto, però riesce a prendersi il rimbalzo e a segnare 2 punti alla tabella. 7 secondi alla fine, Antelli per Masocco, 1 contro 1 di Masocco che prova a tirare, sbaglia Masocco, peccato, l'ultimo tiro del secondo quarto e il punteggio vede il vantaggio Bergamo di 9 punti, 42-33 e si va a riposo con questo punteggio. Tornano in campo le 2 formazioni per la seconda parte di questa partita, punteggio di 33-42 per gli ospiti di Bergamo. Per la Lukersanve entrano il numero 15 Muner, il numero 8 Rossetto, il numero 9 Carlesso, il numero 12 Masocco, il numero 10 Antelli. Per Bergamo il numero 14 Milani, il numero 18 Chiarello, il numero 11 Cazzolata, il numero 13 Berti e il numero 24 Ghersetti. Palla in mano a Bergamo con Berti che porta sul pallone, passaggio a Milani, consegnato a Cazzalora, ancora Cazzolato, scusate. Ghersetti subisce fallo da parte del numero 15 Muner, scusate, il numero 12 Masocco, primo fallo personale per Masocco, 2 tiri liberi per Ghersetti. Primo a segno, più 10 Bergamo, si prepara a tirare il secondo tiro libero Ghersetti.
Assegno anche il secondo tiro libero. Muner, passaggio ad Antelli, subito a velocizzare l'azione Antelli. A Muner, Rossetto, Antelli, Masocco in punta per Carlesso, pick and roll con Antelli, il tiro a 3 punti di Antelli, 2 punti di Antelli, piede sulla linea chiamato dall'arbitro, quindi 2 punti di Antelli. Meno 9 Ruckersanve. Berti, 1 contro 1 di Berti, tiene bene Carlesso. Chiarello, 1 contro 1 di Chiarello che subisce fallo del numero 8 Rossetto, secondo fallo di squadra e primo personale per Rossetto. Milani batte la rimessa, passaggio a Gersetti, Chiarello, Berti, Gersetti, tripla di Gersetti, sbaglia, primo ferro, rimbalzo di Carlesso, Antelli in contropiede, passaggio a Rossetto, 1 contro il Rossetto, del resto tiro da 2 punti, buono, 2 punti per Rossetto. Milani porta sul pallone per Bergamo, difende bene Antelli, Chiarello, ancora al Milani per Berti, difeso da Muner, libero Milani che prova la tripla, sbaglia ancora, rimbalzo di Masocco, intercettata da Gersetti che però la butta fuori e quindi è rimessa per Ruckersanve. Antelli avanza in palleggio, difesa ancora a zona per Bergamo. Muner consegnato a Rossetto, in angolo per Masocco, 1 contro 1 di Masocco, fuori per Muner, finta di tiro, si arresta da 2 punti Muner, primo ferro di Muner, rimbalzo di Milani che va da solo 1 contro 1, tiro, segna, canestro e fallo di Milani, fallo commesso dal numero 10 Antelli. Tiro libero supplementare per Milani, gioco da 3 punti per Bergamo, vediamo se va a buon fine. Segna Milani, 3 punti e più 10 di nuovo per Bergamo. Antelli per Muner, Rossetto, 1 contro 1 di Rossetto per Carlesso, una finta di tiro, 1 contro 1 di Carlesso in post basso, fuori per Muner che prova la tripla, sbaglia Muner, rimbalzo di Cazzolato che parte in contropiede, la passa a Gersetti che subisce fallo da sotto, questa volta non segna Gersetti, saranno solamente 2 tiri liberi, fallo commesso ancora da Antelli, secondo fallo in giro di 30 secondi per Antelli, terzo fallo personale e Ruckersanve entra in bonus. Primo tiro libero sbagliato da Gersetti questa volta, ancora più 10 per Bergamo, secondo tiro libero per Gersetti, tira e sbaglia anche questo, 0 su 2 per Gersetti, si prepara subito a zona Bergamo. Rossetto prova l'1 contro 1, si arresta da 3 punti, la tripla di Edoardo Rossetto. Dal nulla di questa azione esce una tripla, 3 punti per Ruckersanve che tiene in vita, Rossetto tiene in vita ancora le speranze della squadra di casa. Meno 7, intanto Milani 1 contro 1 fuori per Chiarello, prova il tiro, segna 2 punti Chiarello. Antelli avanza col pallone, ancora zona, sempre zona da ormai 2 quarti Bergamo. Antelli ha provato un passaggio molto complicato per Carlesso che era in movimento e perde il pallone, palla persa da Antelli, rimessa per Bergamo. Berti porta sul pallone, buona difesa di Rossetto, Chiarello in post per Milani che viene stoppato da Carlesso in modo regolare dal punto di vista dell'arbitro, che invece fischia un fallo commesso dal numero 13 Berti ai danni del numero 10 Antelli. Si prepara intanto per Ruckersanve
Pindalpos che entrerà al posto di Daniele Masocco. Rimessa per Luca Sanve e Carlesso, Rossetto per Muner, Pindalpos 1 contro 1 di Antelli, fuori per Pindalpos, la finta di Pindalpos, fuori per Muner, Antelli ancora, finta di Antelli che fa saltare in aria Chiarello, si arresta a 2 punti Antelli e segna 2 punti importantissimi. Buonissima difesa di Rossetto che quasi manda fuori dal campo Berti. E ora il palazzetto da Luca Sanve, urla Luca Sanve per dare forza alla sua squadra che è in un momento positivo della partita. Recupera un altro pallone da Luca Sanve, Pindalpos, Antelli, Rossetto, Muner, ancora Rossetto, Antelli, buona circolazione di palla da Luca Sanve. Pindalpos da 2 punti sbaglia ma subisce fallo commesso dal numero 11 Cazzolato e saranno 3 tiri liberi per Pindalpos che stava tirando da 3. Primo tiro libero a segno per Pindalpos. Secondo tiro libero a segno, anche 2 su 2 per Pindalpos, infallibile da tiro libero o quasi, speriamo. Ecco, 3 su 3 per Pindalpos. Cambio per entrambe le squadre, esce Luca Sanve Muner ed entra Varaschin, ed esce Cazzolato per Bergamo ed entra Panni, il numero 12. Difesa a tutto campo, Rossetto su Berti, non permette la facile passaggi. Chiarello in post basso per Ghersetti, passaggio fuori di Ghersetti, il tiro da 3 punti di Berti, segna, tripla di Berti. Antelli chiama zona Bergamo, si mette 2-3. Pindalpos, Varaschin, Antelli, pick and roll con Antelli, Varaschin fuori per Rossetto, tripla di Edoardo Rossetto, 48-52, meno 4 Luca Sanve. Bellissimo terzo quarto di gioco di questa partita. Il pubblico incita a gran voce la squadra di casa che si sta giocando con tutte le carte in regola questa partita contro la seconda in classifica. Intanto Milani è segnato da 3 punti, di nuovo più 7 per Bergamo. Antelli, 1 contro 2 Antelli, fuori per Varaschin, ancora Antelli che subisce una manata non vista dall'arbitro. Allora continua l'azione, Pindalpos, 1 contro 1 di Pindalpos, 4 secondi, 3, 2, sbaglia il passaggio Pindalpos in posta per Carlesso. Allora contropiede per Bergamo, passi in partenza fischiati dall'arbitro a danni di Panni, evidenti passi, palla recuperata per la Luca Sanve. Varaschin pronto per la rimessa, Antelli sempre a zona Bergamo, Rossetto, pick and roll, Rossetto 1 contro 1, si arresta il tiro di Rossetto, gran movimento di Edoardo Rossetto in post in giornata questa sera. Edoardo Rossetto sia a 3 punti che in post basso. Panni, fallo di Edoardo Rossetto ed è il secondo personale. 2 tiri liberi per Bergamo, bonus. Intanto fischia il tavolo, fischia time out chiamato dalla squadra ospite e il punteggio è di 50-55 per Bergamo. Mancano 4 minuti alla fine del terzo periodo di gioco e rientrano in campo le 2 squadre. Saranno 2 tiri liberi per il numero 13 Berti. Primo tiro libero di Berti a segno, più 6 Bergamo.
secondo tiro libero di Berti, assegno anche questo 2 su 2 per Berti. Antelli in palleggio, chiama un gioco e porta sul pallone. In dal posto attraversa tutto il campo, riceve palla Carlesso, 1 contro 1 di Carlesso, che però si fa rubare palla ingenuamente da Panni, che riparte subito. Chiarello in post per Berti, tocca la palla Rossetto che anticipa Berti, la butta addosso e la palla esce, la palla quindi recuperata da parte di Rossetto e palla per la Ruckersanve. Varaschin per Antelli, Rossetto ancora per Pindalpos, 1 contro 1 di Pindalpos, fuori per Carlesso, palla per Varaschin, pick and roll con Antelli, 7 secondi alla fine, Antelli 1 contro 1, si resta da 2 punti, buono il resto, il tiro di Antelli, 2 punti, 52-57 per Bergamo. Panni porta sul pallone, Milani 1 contro 1 di Milani da solo, sotto il tiro di Milani, 2 punti Milani. Subito riparte Antelli veloce in transizione, 1 contro 1 di Antelli che si ferma sulla linea da 3 punti, passaggio a Rossetto, quasi viene anticipato ma riesce a tenere la palla. Rossetto per Pindalpos, in post per Varaschin, 1 contro 1 di Varaschin, tiro di Varaschin, sbaglia, peccato, rimbalzo del numero 14 Milani e fallo commesso da Carlesso. Saranno altri 2 tiri liberi per Carlesso, sì scusate, per Milani, il secondo fallo di Carlesso. Si prepara a entrare Michelin, esce Rossetto per la Ruckersanve. Primo tiro libero, assegno per Milani, si prepara a tirare il secondo. 2 su 2 per Milani. Antelli, Michelin appena entrato, palla in mano, 2-3 palleggi, 1 contro 1 di Michelin, fuori a Varaschin ma subisce fallo prima Michelin, terzo fallo personale, rimessa laterale per la Ruckersanve, fallo commesso al numero 14 Milani. Antelli, Varaschin, ancora Antelli, pick and roll con Carlesso, 1 contro 1 di Antelli, si arresta il tiro, sbaglia questa volta Antelli, rimbalzo di Chiarello, riparte Milani, subito difeso da Michelin, Michelin chiude bene, Berti riceve palla, va da sotto, sbaglia Berti, rimbalzo di Carlesso, palla d'Antelli, si ferma, palla a Carlesso che prova, pensa al tiro da 3 ma invece la passa a Pindalpos. Pindalpos, rischioso passaggio per Michelin, intercettato da Chiarello, palla fuori, rimessa per la Ruckersanve. Esce Varaschin per la Ruckersanve ed entra Muner invece per Bergamo, esce il numero 24 Ghersetti ed entra il numero 8 scusate, il numero 6 Planezio. Carlesso, palla in mano, Antelli, 9 secondi alla fine dell'azione, pick and roll con Carlesso, 1 contro 1 di Antelli, palla fuori per Muner, poi la tripla corta, palla toccata dal numero 14 Milani di schiena e palla ancora in mano alla Ruckersanve, manca però un secondo alla fine dell'azione. Time out chiamato dalla squadra di casa, la Ruckersanve, punteggio di 52-61 più 9 per Bergamo. Rientrano in campo le due squadre, sarà rimessa dal fondo per la Ruckersanve ma con un solo secondo nei tabelloni dei 24, dovrà cercare un tiro velocissimo la Ruckersanve. Antelli si prepara alla rimessa, vediamo cosa ha disegnato coach Volpato. Antelli per Muner che tira e sbaglia, era liberissimo da sotto Muner, era venuta benissimo questa rimessa
Comunque riesce a prendere il rimbalzo Carlesso, a buttarlo fuori la palla Michelin, che subisce fallo, e ci sarà un'altra azione con 14 secondi nel tabellone di 24 per Rucasciave. Peccato per il canestro non segnato da Muner, liberissimo da sotto. È riuscita benissimo lo schema di coach Volpato. Intanto Michelin in post per Muner, per passaggio molto difficile per Antelli, non riuscito, intercettato, ma palla fuori, mancano 3 secondi questa volta nei 24, palla in mano a Lucas Sanve, pinda il post fuori per Carlesso, 1 contro 1 di Carlesso, perde palla Carlesso, un contropiede, palla Berti, il tiro di Berti, 2 punti per Berti. Antelli più 11 Bergamo, 1 minuto alla fine del terzo periodo di gioco. Muner in post per Carlesso, prova il tiro 2 Carlesso, buono, 2 punti per Andrea Carlesso, più 9 Bergamo, porta su palla Berti, palla Milani, difesa da Michelin, doppia uscita per Panni che rolla dentro, la passa fuori a Chiarello, liberissimo da 2, sbaglia Chiarello e prende il rimbalzo Michelin che parte subito in contropiede. Fallo subito, terzo fallo subito da Michelin, che è entrato da poco più di 1 minuto e mezzo, e saranno 2 tiri liberi questa volta per Michelin, causa bonus. Terzo fallo personale per il numero 12 Panni. Si prova a tirare il primo libero Michelin, che segna. Secondo libero di Michelin e anche secondo assegno, 2 su 2 per Michelin. Planezio, Panni ancora per Planezio che è libero ma non tira. Berti per Panni, sotto a Chiarello. Berti fuori per Panni, 1 contro di Panni, il tiro segna, 2 punti per Panni. 8 secondi, 7, 6, Antelli porta sul pallone, 4, 3 secondi, il tiro di Pinda al post, sbaglia, rimbalzo di Carlesso che deve tirare, il tiro di Carlesso sbaglia, anche sfortuna in questo caso perché Carlesso era riuscito a tirare in mezzo a 3 persone e il pallone prende il secondo ferro ed esce. Terzo periodo di gioco finisce 56-65 più 9 per gli ospiti di Bergamo. Entrano in campo le 2 formazioni, Lucas Sanve entra con Muner, Locci, Michelin confermato, Pindal Pos e Fazioli. Invece Bergamo entra con Milani, Berti, Gersetti, Panni e Planezio. Palla in mano a Lucas Sanve, Fazioli porta sul pallone, Muner in post basso per Locci, non riesce a dare consegnato a Pindal Post, invece da Michelin, 1 contro 1 di Michelin, buono, 2 punti per Michelin. Ottima partita di Michelin, che non gioca spesso ma quando gioca si fa trovare sempre pronto. Intanto 2 punti per Panni in una transizione molto veloce che ha trovato la sorpresa dalla difesa di Rucker Sanve. Locci, Michelin, passaggio sporcato da Milani che la intercetta e la butta fuori, rimessa laterale per Pindal Post che si prepara. Fazioli, pick and roll con Locci, Michelin, 5 secondi alla fine, il tiro a 3 punti di Michelin sbaglia, cerca di prendere il rimbalzo e Milani parte in transizione, si trova libero da 3 punti. Gersetti che sbaglia, rimbalzo di Muner, passaggio a Michelin, Fazioli, 1 contro 1 di Fazioli, passaggio fuori a Pindal Post per Locci, solo che non tira adesso, subisce fallo commesso dal numero 24 Gersetti, saranno 2 tiri liberi per Locci. Dicevamo prima che Michelin di solito non gioca perché al suo posto gioca Barbon, che però si è infortunato negli europei, negli under 18 in Turchia,
e quindi al suo posto Michelin che si è fatto trovare subito pronto nei pochi minuti che sta giocando. Primo tiro libero sbagliato da parte di Locci, secondo tiro libero sbagliato, 0-2 per Locci. Passaggio subito a Panni, difesa da Michelin, 1 contro 1 di Panni, il tiro di Panni, fallo in attacco di Panni, subito da un ottimo Michelin, subisce anche fallo in attacco, buona difesa e buon attacco da parte del classe 98 Matteo Michelin. Cambio nelle file di Bergamo, esce Panni che ha appena commesso un fallo in attacco ed entra Cazzolato. Fazioli porta sul pallone, in dal post per Michelin, un pick and roll con Muner, Michelin in post basso per Muner, prova l'1 contro 1 Muner, passaggio fuori per Pindal post, un altro pick and roll con Muner, passaggio sotto per Muner, una finta, prova il tiro, passi, l'arbitro fischia passi, palla persa di Muner, rimessa per Bergamo. 8 minuti e 22 sul cronometro e di 58 a 67, sempre più 9 per Bergamo. Palla per Ghersetti, Milani, Pindal post, difesa forte su Milani che subisce fallo Milani da parte di Pindal post. Rimessa laterale per Bergamo, primo fallo di squadra per la Rukersam, anzi rimessa dal fondo, ed è il terzo fallo personale di Pindal post. Planezio per Ghersetti, ancora Ghersetti, 1 contro 1 di Ghersetti, palla toccata palla quasi rubata da Locci che però la sporca e la butta fuori ai 6 secondi rimasti per Bergamo in questa azione. Berti per Milani che prova subito il tiro a 2, sbaglia, rimbalzo però di Cazzolato che fa un passaggio molto difficile per Ghersetti. Pindal post ruba palla, la tocca, la palla va fuori. L'arbitro aveva dato palla a Bergamo, ma uno sportivo Ghersetti ammette il suo tocco e quindi palla di nuovo alla Rukersam. Fazioli, Michelin in post basso per Locci, 1 contro 1 di Locci, passaggio per Fazioli, pick and roll con Locci di nuovo, Fazioli si allarga, vuole l'1 contro 1, 1 contro 1 di Fazioli, molto bene Fazioli. 2 punti, 60-67, si prepara Rossetto ad entrare nella fila del Rukersam. Milani, palla in mano, Berti, Planezio ancora per Milani per Berti, azione abbastanza ferma questa volta per Bergamo, allora prova l'1 contro 1 Berti, fuori per Ghersetti, prova la tripla allo scadere, tripla di Ghersetti, più 10 Bergamo, 60-70. Fazioli, Locci, si preparano altri 2 cambi oltre a Rossetto, anche Carlesso e Antelli. Michelin per Muner, ancora Michelin, Picarol con Locci, 1 contro 1 di Michelin, fuori per Muner, brutto passaggio di Michelin questa volta, palla persa, non riesce a tenerla in campo Muner, quindi escono Pindal post, Locci e Michelin ed entrano come anticipato Rossetto, Carlesso ed Antelli. Anzi scusate, resta in campo Michelin a uscire Fazioli, entra al suo posto Antelli. Palla a Cazzolato, Berti, Milani per Berti, prova il passaggio difficile per Planezzi, Planezzi è riuscito a tenere in campo il pallone e a lanciarlo a Milani. Milani la prende e subisce fallo commesso da Rossetto, rimessa laterale. Terzo fallo di Rossetto e secondo di squadra per la Rukersam.
Difesa zona, chiama coach Volpato, 2-3 per la Rucker Sanve. Milani prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Rossetto e palla alla Rucker Sanve, toccata da Berti, esce, quindi palla alla Rucker Sanve. Antelli avanza, si prepara anche Masocco ad entrare, probabilmente questa volta sarà Michelin ad uscire. Michelin, post basso per Muner, fuori per Carlesso, ancora Antelli in pick and roll con Carlesso, si allarga Antelli, prova il post basso, va passaggio il post basso, persa però da Antelli, contropiede facile, Cazzolato, 2 punti, facile, time out chiamato da coach Volpato. Più 12 per Bergamo e 5 minuti e 44 alla fine della partita. E rientrano in campo le due squadre per gli ultimi 5 minuti e mezzo circa alla fine della partita. Punteggio, come dicevamo in precedenza, più 12 per la squadra ospite di Bergamo. Palla in mano alla Rucker Sanve, Antelli porta sul pallone, aspetta di prendere in mano per non far passare tempo inutile. Palla a Masocco, Carlesso si trova il tiro da 2 facile, sbaglia, però questa volta strano Carlesso che sbaglia questi tiri e va a rimbalzo e commette anche fallo. Terzo fallo personale per Andrea Carlesso e palla in mano a Bergamo. Terzo fallo di squadra per la Rucker Sanve in questo periodo. Difesa a tutto campo per la Rucker Sanve, palla a Milani che porta sul pallone, difesa da Antelli. Planezio ancora per Milani. Milani per Berti, Berti per Cazzolato. 1 contro 1 Cazzolato, sbaglia il tiro da 2 ma subisce fallo commesso da parte di Masocco e saranno 2 tiri liberi per Cazzolato e la Rucker Sanve entra anche in bonus. Secondo fallo personale per Daniele Masocco. Primo tiro libero sbagliato da parte di Cazzolato che si prepara a tirare il secondo. Secondo sbagliato, 0 su 2 per Cazzolato, rimbalzo di Muner che lancia subito Masocco che però deve fermarsi per aspettare i compagni di squadra. Rossetto, fallo fischiato in attacco da parte dell'arbitro, fallo commesso dal numero 15 Muner ed è il terzo fallo personale per Muner. Milani, palla in mano a Milani che la passa a Gersetti, Gersetti Cazzolato per Milani, ancora per Cazzolato, 1 contro 1 di Cazzolato che subisce un altro fallo commesso ancora da Masocco, terzo fallo personale di Masocco, 2 tiri liberi per Cazzolato. Primo tiro libero segno per Cazzolato dopo il 0 su 2 in precedenza. Due su 2 dopo vari tocchi del ferro per Cazzolato. Antelli più 14 per Bergamo. Muner, Carlesso, Masocco, serie di blocchi sotto canestro, cade anche Muner. Rossetto per Antelli, l'arbitro ferma il gioco perché Muner era caduto in mezzo all'area, si vede che ha preso un colpo alla nuca. L'arbitro ferma il gioco ma sembra tutto ok per Muner, si può tornare a giocare. Rossetto si prepara a battere la rimessa dal lato. Carlesso per Antelli, Muner, ancora Antelli, pick and roll con Carlesso, 2 secondi, tiro di Antelli che subisce fallo, ci saranno 2 tiri, fallo del numero 24 Gersetti ed è il secondo fallo personale e terzo di squadra per Bergamo, 2 tiri liberi
perché era in fase di tiro Antelli. Il primo tiro libero segnato da parte di Antelli, 61-74 più 13 per Bergamo. Si prepara intanto Pindal Posso ad entrare per la Rucker San Damiano. Secondo tiro libero a segno, 2 su 2 per la Rucker Sanve. Esce Muner, forse ancora un po' stordito dalla caduta di prima, ed entra Pindal Posso. Applausi per Muner, buona partita la sua. Quanto Milani porta sul Cazzolato porta sul pallone. È difeso molto bene da Masocco. Passaggio a Berti. Berti per il tiro segnato da Planezio da 2 punti, più 14 di nuovo per Bergamo. Antelli avanza col palleggio, passaggio a Masocco. Ancora per Antelli, pick and roll con Rossetto. Fuori Rossetto, penetrazione sul fondo, subisce fallo Rossetto, fallo commesso dal numero 11 Cazzolato, rimessa dal fondo. Entra in bonus anche Bergamo per questi ultimi 4 minuti circa di gioco. Masocco ancora per Antelli, per Rossetto, di nuovo consegnato ad Antelli, un roll 1 contro 1. Antelli si ferma, pick and roll con Carlesso. Bravo Antelli, buon passaggio per Carlesso, 2 punti, molto bene questa azione finta, il passaggio dietro schiena di Antelli che poi la passa effettivamente a Carlesso. Buon passaggio di Antelli, intanto 1 contro 1 di Gersetti, fallo commesso da Carlesso che involontariamente fa uno sgambetto a Gersetti. Saranno 2 tiri liberi. Intanto chiama time out il coach ospite di Bergamo con il punteggio più 12 per Bergamo, 64-76, 3 minuti e mezzo alla fine della partita. Rientrano in campo per gli ultimi 3 minuti e mezzo di gioco. Le 2 squadre saranno 2 tiri liberi per Gersetti. Fallo commesso da Andrea Carlesso, ricordiamo. Visto il bonus saranno 2 tiri liberi. Primo tiro libero sbagliato da parte di Gersetti. Si prepara a tirare il secondo. Suo tiro libero a segno. 1 su 2 per Gersetti. Antelli subito vuole velocizzare l'azione. Passaggio a Pindal Posso in punta per Masocco, un post basso per Carlesso che la passa fuori ad Antelli, pick and roll con Carlesso, 7 secondi alla fine, si arresta da 2 punti Antelli, buono, 2 punti per Antelli. Berti per Gersetti, passaggio a Planezio per Cazzolato che prova un passaggio difficile a Gersetti, intercettato da Carlesso e palla fuori. Cazzolato si prepara a battere la rimessa dal lato, 10 secondi alla fine sul tabellone dei 24, palla a Berti, 7 secondi, 1 contro 1 di Berti. Buona difesa di Carlesso, Cazzolato da solo, non riesce a tirare prima della fine dei 24 secondi, quindi è palla persa, palla recuperata da Rucker Sanve. Più 11 per Bergamo, ancora 2 minuti e 43 alla fine della partita e Antelli porta sul pallone. Pindal Posso, prova la tripla subito, Pindal Posso sbaglia, non tocca neanche il ferro, rimbalzo di Planezio, palla in mano a Berti che porta sul pallone con calma, entrerà Muner tra poco per la Rucker Sanve. Milani prova l'anticipo, Antelli buca, però allora Milani torna indietro perché non aveva trovato il vantaggio. Cazzolato fuori per Berti, di nuovo per Milani, 1 contro 1 Milani, arresto e tiro da 2 punti fuori, rimbalzo da parte di Pindal Posso. Antelli subito a contropiede, però bloccato dalla difesa schierata subito preparata da parte di Bergamo. Carlesso, Masocco, 1 contro 1 di Masocco, arresto e tiro da 2 punti, fallo subito
da parte di Masocco commesso dal numero 11 Cazzolato, fallo discutibile. Comunque saranno 2 tiri liberi per Daniele Masocco. Entra come anticipato Muner ed esce Andrea Carlesso. Buona partita anche la sua. Primo tiro libero a segno per Daniele Masocco, più 10 per Bergamo. Secondo tiro libero sbagliato, peccato per Masocco, sempre più 10 per Bergamo. Porta sul pallone Berti, passaggio a Planezio, quasi palla rubata da Rossetto, si mette a zona Rucker Sanve, Antelli, Gersetti. Passaggio a Planezio, il tiro da 2 di Planezio sbagliato, rimbalza però di Berti. Berti fa passare il tempo con calma, 1 minuto e 30 alla fine, fallo commesso da Masocco. Saranno 2 tiri liberi per Berti ed è il quarto fallo personale di Daniele Masocco. Scusate, fallo commesso da Pindalpos, è il quarto per Pindalpos. Anzi, confermo, era sbagliata la schermata ed è il quarto fallo per Daniele Masocco. Sbaglia il primo tiro libero Berti, che tiene in vita ancora le speranze del San Emiliano dopo che manca 1 minuto e mezzo, più 10. Segna invece il secondo, più 11 per Bergamo. Vuole subito un'azione veloce Antelli che porta sul pallone. Masocco in punta, prova passaggio a Pindalpos che non riesce, allora Rossetto 1 contro 1 di Rossetto fuori per Muner, 2 punti facili per Muner. Più 9, meno 9 Rucker Sanve. Passaggio a Planezio per Milani si accentra, passaggio a Cazzolato per Berti che prova il tiro a 2 facile, 2 tiri liberi per Berti e cambio, scusate, 2 punti per Berti, cambio nelle file del Rucker Sanve, esce Antelli, entra Michelin. Applaudito Antelli, buonissima partita di Michele Antelli, che ha fatto vedere buonissime cose anche con un mezzo infortunio alla mano destra. Masocco prova subito il tiro da 3 punti, neanche il ferro, la palla, prova a tenerla in campo Michelin. Sarebbe stato un miracolo tenere questo pallone in campo. Palla persa da Rucker Sanve e si prepara a battere la rimessa del fondo Bergamo. Milani porta sul pallone, mancano 40 secondi alla fine della partita, difficilmente potranno stravolgersi le cose. Intanto è un passaggio facile per Planezio che sbaglia da sotto, liberissimo, allora riparte Michelin, passaggio per Muner, prova da 2 punti, Muner sbaglia, rimbalzo per Milani, passaggio per Berti, mancano 20 secondi alla fine, sempre più 11 per Bergamo. Berti fa passare il tempo e ormai la partita è finita, 10 secondi alla fine. Applausi da parte del pubblico, applausi da parte, si battono il 5 i giocatori, partita finita, 69-80 più 11 vince Bergamo, partita giocata bene a tratti da Rucker Sanve, in qualche occasione ha fatto degli errori banali, però considerando che Bergamo è secondo in classifica, la Rucker Sanve può uscire a testa altissima da questa partita. Ricordiamo il punteggio 69-80, vince Bergamo. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.